carenza di organico, la valanga di processi calendarizzati tra 2 anni, duro sfogo del procuratore reggente di Treviso. La gran parte di questi procedimenti va verso la prescrizione, così si incentiva chi vuole delinquere. Il contagio Covid corre, superati i 20.000 casi attualmente positivi nella Marca. In tutto il Veneto però gli ospedali reggono e la regione resterà in giallo per almeno altre 2 settimane. Covid e ritorno a scuola, Zaia si smarca dal collega Federica della proposta delle regioni al governo. La DAD per non vaccinati è discriminatoria, pronta una controproposta veneta da portare a Roma. Paroso incidente stamane a Fonte, auto vola contro una casa e si ribalta sul marciapiede, la conducente del mezzo viva per miracolo. Pretende un confronto con i ministri Franco e Lamorgese. Il sindaco di Treviso e il presidente Anci Veneto annuncia battaglia per i fondi negati sulla rigenerazione urbana a quasi tutti i comuni veneti. Tanti progetti rallentati, dice, o a rischio. Mattinata movimentata all'ufficio postale di Strana, un cliente ci ha chiamato per denunciare di essere stato pesantemente insultato da un impiegato per il solo fatto di essere straniero, diversa la posizione di posta. A 2 giorni dalla notte dell'Epifania, i pani e vin saltati in tutta la Marca a causa del contagio da Covid, ma a Chiarano la volontà è quella di mantenere il falò la sera del 5 gennaio. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano il duro sfogo del procuratore reggente di Treviso De Bortoli. Il tema è la piaga ormai annosa della cronica carenza di organico nella giustizia, i processi calendarizzati al 2024 e la gran parte di questi procedimenti va verso la prescrizione. Sentiamo. Devono essere tutti consapevoli che se la giustizia non funziona è chiaro che poi la criminalità ne può approfittare. E un territorio in cui i malviventi pensano di poterla fare franca diventa più vulnerabile. È una dura presa di posizione quella del procuratore reggente di Treviso Massimo De Bortoli di fronte alla calendarizzazione addirittura al 2024 di una grande quantità di processi da parte dei GIP. Si tratta per lo più di reati minori che sono spesso però anche quelli che interessano maggiormente la quotidianità dei cittadini. Questo significa che i dibattimenti, gli istruttori dibattimentali potranno iniziare a fine 2024, se non addirittura all'inizio del 2025, il che comporta ovviamente delle conseguenze molto serie per quanto riguarda il rischio di prescrizione dei reati. Mancano sostituti, il personale amministrativo è quasi dimezzato, ma in difficoltà è anche il tribunale. Sono pochi anche i giudici. De Bortoli parla di barca già affondata. Stavamo cercando di tenere a galla questa barca che c'è nel nostro ufficio, ma a questo punto devo dire che con la situazione che abbiamo l'ufficio in queste condizioni non può andare avanti. Poco prima di Natale il procuratore ha messo nero su bianco la lunga lista delle difficoltà scrivendo una lettera alla Procura Generale di Venezia. Ho segnalato questa situazione al procuratore generale, il quale mi ha comunque già assicurato che interesserà, forse l'ha già fatto, interesserà il Ministero, perché la situazione qui a Treviso è insostenibile. Tra l'altro abbiamo un'ispezione ministeriale che adesso è imminente e spero che almeno da questa ispezione possa finalmente emergere qual è la situazione che non esito a dire drammatica, insomma, di questo ufficio, insomma, della Procura. E adesso il Covid, l'aggiornamento dei contagi nella Marca, superati i 20.000 trevigiani attualmente positivi, il che significa insieme ai loro contatti fino a 80.000 persone attualmente costrette a casa. 1.325 nuovi positivi nelle ultime 24 ore sui 5.863 tamponi eseguiti ieri. I positivi sono stati il 22,23%. Quanto ai ricoveri, 40 i pazienti in terapia intensiva, 312 in area non critica. Al di là di chi arriva in ospedale in condizioni ormai gravi, ci sono anche Novax che fino all'ultimo si sono rifiutati ancora una volta di essere intubati, ma tutti ad ora sono stati alla fine convinti. Molto alta la media di positivi ogni 100.000 abitanti, 1.149 nella Marca contro i 583 dello scorso anno. Ci sono infine 5-6 casi di infermieri positivi, ben di più, una ventina gli operatori nelle RSA subito isolati e velocemente negativizzati. Questo il quadro nella Marca, ma grazie al vaccino comunque, nonostante il contagio corra, gli ospedali reggono e il Veneto rimarrà in giallo per almeno altre 2 settimane, quindi non più quella incubo, lo spettro dell'arancione dal 10 di gennaio. Questo
l'aggiornamento del presidente Zaia di fronte alla diffusione anche di Omicron, la variante trovata nelle acque reflue con percentuali record in Veneto, ma a dominare comunque in queste ore sono i temi della scuola. Se è vero che il governo in queste ore ha rassicurato tutti dicendo non ci sarà nessun rinvio del ritorno a scuola dal 10 gennaio, resta quella proposta della conferenza delle regioni portata avanti dal collega del governatore Zaia, Massimiliano Federica, presidente della conferenza delle regioni, e cioè di alcune nuove misure da portare a rientro a scuola, tra queste la DAD per i non vaccinati. Una proposta che però non piace a Zaia, che dice discriminatoria questa DAD per non vaccinati. Allora c'è pronta una controproposta proprio dal Veneto. Io vi dico, il mio pensiero non è un fatto politico, penso veramente che mandare in DAD i bimbi non vaccinati in un regime nel quale, regime vaccinale, piano vaccinale, non vi è l'obbligatorietà, sia discriminatorio, punto. Si smarca dalla proposta fatta al governo il 31 dicembre scorso dal coordinatore delle regioni Massimiliano Federica, Luca Zaia, quella di mettere in DAD solo gli studenti non vaccinati nel caso di 2 positività in classe. Nessuna dietrologia politica, avverte il governatore, solo la necessità di non creare nuove tensioni e disparità all'inizio di un anno già carico di interrogativi. Questa è la linea, tra l'altro, della Società Italiana di Pediatria. Spesso sono bimbi di genitori vaccinati. Quindi si rischierebbe anche di fare un mix di conflitti sociali che poi diventano trasversali, diciamo, in maniera anche atipica, se volete, no? Quindi io eviterei di aprire un altro fronte. Per evitare comunque il caos a quarantene con il rientro in classe il 10 gennaio, la Regione del Veneto nei prossimi giorni presenterà all'esecutivo una sua proposta, una via che si augura il Presidente possa essere adottata a livello nazionale e sulla quale ancora non si sbilancia, solo qualche indizio. Non possiamo anticiparla oggi, nel senso che di modifica di regole, la proposta di modifica di regole rispetto alle quarantene, alla durata delle quarantene e di chi dovrà fare quarantena rispetto alla situazione vaccinale. Più in generale resta un contagio diffuso su cui incide sempre di più Omicron e la sua ormai conclamata maggiore diffusività. Quelli del pranzo di Natale già ci siamo ritrovati il 28 e il 29 direttamente ai punti tampone con sintomi, quindi è molto veloce. E di questo c'è evidenza anche nelle acque reflue, come evidenziato da uno studio condotto proprio dalla Regione Veneto, prima in Italia. Dal 5 dicembre nelle fogne è stata trovata la variante Omicron, una presenza in crescita esponenziale, tanto che ad oggi è all'80% nei campioni di virus riscontrati e sequenziati. Un contagio che cresce quindi, meno proporzionalmente i ricoveri, che continuano a interessare soprattutto pazienti non vaccinati, in particolare in terapia intensiva. Pressione ospedaliera dunque ancora sotto controllo e che sembra allontanare, ma non troppo, l'arancione. Ragionevolmente almeno 2 settimane le faremo in assoluto, si spera, giallo. E adesso però parliamo di un'altra importante novità che riguarda le mascherine FFP2, perché la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo e le associazioni di categoria hanno raggiunto un accordo per la vendita in farmacia delle mascherine FFP2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l'una. Era una notizia attesa in questi giorni. L'accordo sarà siglato a breve e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Obbligo vaccinale per i lavoratori è un altro tema e con ogni probabilità se ne parlerà già mercoledì in Consiglio dei Ministri. Si parta dagli autisti, è l'appello, il nuovo appello del presidente di MOM Colladonda. 10 gennaio per salire sui pullman ai passeggeri servirà il Supreme Green Pass. Già prima avere un Green Pass normale era un problema, adesso quello rafforzato, quindi limitiamo ancora la possibilità agli utenti di prendere e di usare il mezzo pubblico. Questo è un aspetto che è anche giusto in questo momento. Ritengo anche però che sia importante che anche coloro che sono gli operatori e quindi i dipendenti della nostra azienda
che salgono in autobus debbano avere lo stesso Green Pass rafforzato. La questione è sì sanitaria, ma per il presidente della società di trasporto della Marca, Giacomo Coladon, resta principalmente organizzativa e riguarda da vicino la forza lavoro, soprattutto autisti. Per Coladon, infatti, è giunto il momento di sciogliere definitivamente il nodo dell'obbligatorietà vaccinale per i lavoratori, dopo le tante criticità riscontrate in autunno e non ancora del tutto rientrate, nonostante uno sforzo titanico della struttura. Il 15 di ottobre avevamo circa 106 dipendenti, parlo di autisti ovviamente, che non erano vaccinati. Adesso probabilmente il numero è inferiore, non abbiamo possibilità di sapere il numero effettivo, ma so che per esempio ho 16 dipendenti che dal 15 di ottobre sono a casa e che non si sono più presentati al lavoro. Perché? Perché non fanno nemmeno il tampone. Questo è il primo problema. Il secondo problema è ovviamente che abbiamo anche personale che usa ovviamente il tampone per venire al lavoro, e questo sarà sicuramente un aggravante sull'organizzazione che dobbiamo affrontare nel mese di gennaio. Nel frattempo MOM è corsa ai ripari e da metà gennaio assumerà 15 nuovi autisti. Anche questo potrebbe aiutare la società nell'erogare regolarmente il servizio anche la domenica. Questo ci permette ovviamente di far sì che i turni vengano coperti. Del personale, che io ringrazio, ovviamente c'è stato molto personale autista che ha dato la disponibilità a fare anche turni straordinari, però non possono durare all'interno. La cronaca lavorava per la sede varesina della Colfert di Mogliano Davide Paitoni, il quarantenne arrestato a Varese per l'omicidio del figlioletto di 7 anni Daniele e per aver tentato di uccidere l'ex moglie. L'uomo, quando ha ucciso il piccolo, si trovava agli arresti domiciliari per aver aggredito un collega di lavoro, e proprio la proprietà moglianese della ditta, rappresentata dalla D Mirko Zanato, aveva provveduto subito a sospendere l'uomo che lavorava come responsabile delle vendite al banco. L'episodio risale al 26 novembre scorso. Con profonda tristezza abbiamo appreso la notizia della morte del piccolo Daniele. Ha scritto in una nota lo stesso Zanato, definendo gravi i fatti avvenuti lo scorso 26 novembre 2021. Colfert, prosegue la D, non intende al momento commentare l'accaduto per rispetto delle vittime e delle famiglie, alle quali vanno le nostre più sentite condoglianze. 2 gravi episodi di cronaca a Fonte oggi, l'ultimo alle 17. I carabinieri sono intervenuti in via Mander insieme all'ambulanza del 118 e vigili del fuoco per una coppia intossicata dal monossido. La probabile causa, il malfunzionamento della stufa a legna. Marito e moglie di origini senegalesi sono stati ricoverati all'ospedale di Vicenza per accertamenti. L'uomo di 63 anni è stato di lì a poco dimesso, la moglie 36enne si trova in camera iperbarica in attesa della prognosi. Le sue condizioni sono comunque stabili. Stamattina invece, sempre a Fonte, uno spettacolare incidente. Fortunatamente la conducente di una vettura ribaltatasi è viva per miracolo. Paura e danni in via Santa Margherita a Fonte, dove un'auto si è schiantata contro il muretto di un ponte, finendo ruote all'aria in mezzo al marciapiede. La vettura, condotta da una donna di Asolo, è letteralmente volata contro il muro di una casa prima di capovolgersi. La conducente, unica occupante del veicolo, è rimasta ferita in modo lieve. Le cause del sinistro, nel quale non sono state coinvolte altre macchine, sono ancora al vaglio. Sul posto il 118. È stato conferito stamane al medico legale Alberto Furlanetto l'incarico di eseguire l'autopsia sul corpo di Carlotta De Rossi, la 18enne studentessa dell'Istituto Mazzotti, morta una settimana fa nell'incidente di Fontane di Villorba. Il sostituto procuratore Valeria Peruzzo si è affidata all'anatomopatologo per accertare le effettive cause della morte della ragazza, che quella tragica notte sedeva sui sedili posteriori dell'auto ed è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. La procura indaga per omicidio stradale, indagato il 20enne alla guida della Ford Fiesta. Una volta eseguita l'autopsia, che potrebbe svolgersi già domani, sarà concesso il nulla osta per i funerali, che dovrebbero essere celebrati in settimana. Ancora la cronaca, una doppia operazione dei carabinieri di Montebelluna e San Polo di Piave. Nel mirino 5 giovanissimi nei guai per spaccio e ricettazione. Giovanissimi, insospettabili e già esperti nel violare la legge tra spaccio e ricettazione. 2 vicende emerse nelle scorse ore con le indagini dei carabinieri. La prima a Montebelluna, dove una coppia di studenti incensurati, un 16enne e un 18enne, sono stati denunciati per aver smerciato marijuana e hashish in un parco a 2 minorenni. Addosso e in casa sono stati trovati in tutto 50 grammi di droga, un bilancino di precisione e 100 euro guadagnati con lo spaccio.
Quasi contemporaneamente i militari di San Polo di Piave hanno individuato 3 altri giovanissimi, un 18enne e 2 sedicenni, nello Pitergino. Sono coinvolti nel furto di una moto da cross del valore di 2.000 euro rubata nel novembre scorso a un operaio del Coneglianese. Il mezzo era nascosto in un capannone dismesso nella zona di Oderzo ed era già stato venduto e usato. È stato recuperato e riportato al legittimo proprietario. Lasciamo la cronaca, torniamo a parlare di una vicenda che abbiamo già raccontato venerdì con il primo sfogo del sindaco di Treviso, nonché presidente di ANCI Veneto Mario Conte, cioè i fondi per la rigenerazione urbana, dalla quale sono rimasti esclusi praticamente quasi tutti i comuni del Veneto. Il sindaco e presidente di ANCI Veneto non è intenzionato a terminare la sua battaglia e pretende, ha chiamato De Caro di ANCI Nazionale, pretende, dice, un incontro con i ministri Franco e Lamorgese, anche perché senza questi fondi tantissimi progetti sono a rischio. Sentiamo. Campania, 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 Sicilia, Sicilia, torniamo alla Campania, Campania, Campania. È la lista dei comuni ammessi ai contributi per la rigenerazione urbana pubblicata il 30 dicembre scorso. Una lista della spesa da 5,7 miliardi finanziata all'interno del PNRR, dove il Veneto compare solo 5 volte. Cercate insieme a me i comuni veneti, Sicilia, Campania, Sicilia, 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 Puglia, Campania, Sicilia, 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 Calabria. Come fa notare nella sua lettura il sindaco Mario Conte, di fatto la totalità del fondo finirà ai comuni del sud, decisione che gli ha fatto passare un pessimo capodanno nell'attesa di alzare questa mattina alle 7 il telefono per chiamare Roma. Ho chiesto che la prossima settimana voglio essere ricevuto dal Ministro, porterò i dati dell'esclusione Veneto, l'esclusione totale del Veneto, e chiederò delle spiegazioni e soprattutto pretendo un incontro e soprattutto pretendo che vengano finanziati quegli 800 milioni che oggi mancano per finanziare tutta la graduatoria. Graduatoria che al momento vede ammessi solo 5 comuni veneti, 2 del Padovano, Cittadella e Monselice, 2 dal Vicentino, Arzignano e Lonigo e 1 solo dalla Marca, Conegliano, che riceverà 5 milioni di euro per il proprio territorio. Gli altri rimangono a bocca asciutta, dopo aver come Treviso progettato interventi importanti per le proprie comunità. Noi abbiamo presentato 5 progetti, 3 legati alla caserma Salsa, 1 legato alle mura, 1 legato alla biblioteca comunale. Sarebbero 3 progetti che subirebbero un rallentamento, di certo non rinunceremo a quel tipo di opera, però quei soldi legati, che sarebbero per il Comune di Treviso circa 20 milioni, sono fondamentali per poter rigenerare una ex caserma, per poter rigenerare un'ala della biblioteca oggi in stato di abbandono e poter rigenerare le mura che, come potete vedere, hanno delle difficoltà e possono essere maggiormente vissute se riusciamo ad intervenire. Intanto a Treviso da lunedì 10 gennaio, quindi il prossimo lunedì, entrerà in vigore l'ordinanza antismog. Il provvedimento è di fatto il proseguo del precedente che era rimasto valido fino al 17 dicembre, era stato poi sospeso. Come sempre dunque ci saranno tutte le limitazioni legate però al semaforo verde, giallo, arancione o rosso a seconda delle situazioni. Come sempre, al fine di facilitare gli spostamenti, è stata confermata anche per la nuova ordinanza che sarà valida dal 10 gennaio al 30 aprile la gratuità dei bus per i cittadini over 60. Nelle giornate dunque di livello arancione e di livello rosso, non in quelle di livello verde, sarà prevista la possibilità per gli utenti di età pari o superiori ai 60 anni di spostarsi gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico gestiti da Mobilità di Marca, esibendo ovviamente il documento. Questo soltanto nei casi di livello arancione e di livello rosso. Adesso una denuncia che arriva da Istrana, una mattinata movimentata all'ufficio postale cittadino. Una cliente ci ha chiamato per denunciare di essere stato pesantemente insultato da un impiegato per il solo fatto di essere straniero, ma secondo Poste Italiane ci sarebbe stato dell'altro. Sentiamo cosa è accaduto. Stamattina alle 9 all'ufficio postale di Strana ho chiesto un'informazione a un signore e questo signore mi ha risposto male, in modo un po' aggressivo, offensivo, e mi ha detto di un pezzo di francese e che ero peggio dei marocchini. Ho chiesto perché e così.
Lo sfogo è quello di un cittadino francese residente da 10 anni a Paese che nel pomeriggio si è recato dai carabinieri di Strana per sporgere denuncia nei confronti del dipendente dell'ufficio postale che lo ha aggredito verbalmente. Insultato per il solo fatto di essere straniero, sostiene questo cittadino che all'ufficio di Strana si recava per la prima volta. Io ho sentito un collega chiedergli di fermarsi, di insultarmi. Questa persona non voleva darmi un'informazione, si è arrabbiato subito e dopo con un tono molto aggressivo e con le parole razzista, ripetuto più una volta, quindi xenofobe, non c'è niente da dire. Dalla direzione regionale di Poste Italiane spiegano che il dipendente, non un impiegato dello sportello ma un consulente finanziario, era occupato con altre persone quando il cliente ha iniziato a fargli insistenti richieste di spiegazioni e che si sarebbe lasciato andare agli insulti solamente dopo aver ricevuto una spinta dal cliente. La versione di quest'ultimo è l'opposto, afferma di aver reagito alle ripetute e gratuite offese. Da qui la decisione di sporgere denuncia e non è escluso che il dipendente di Poste faccia altrettanto. Fra 2 giorni la notte dei Panevin, ma come sapete, come in quasi tutto il Veneto, anche nella Marca, sostanzialmente tutti i Panevin sono saltati a causa del rischio contagi Covid, non dappertutto però. A Chiarano la volontà è quella di fare il falò del 5 gennaio con tutte le indicazioni del caso. La tradizione, se è presa come soltanto una semplice manifestazione folcloristica, allora posso anche capire e ragionare di vietarla, ma in questo caso, essendo una tradizione che ha radici molto profonde nel tessuto veneto, è giusto continuare a farla. 20 secondi che ridaranno speranza ai tanti che non vogliono rinunciare ancora al Panevin, perché da una parte le motivazioni del sindaco di Chiarano sono chiare e dall'altra esiste un esercito di cittadini pronti a tutto, ovviamente nella legalità, pur di rinnovare un vero e proprio rito lungo migliaia di anni. Segni di queste pire accese nelle notti più lunghe dell'anno ci riportano ben prima del cristianesimo ad una vera e propria preghiera luminosa perché tornasse il sole con il suo calore a far rinascere la natura. Fuochi che il Covid ha spento nel 2021 e che sta spegnendo anche quest'anno, nonostante tutti gli organizzatori si siano dichiarati pronti ad ogni genere di controlli e limitazioni pur di evitare assembramenti. Come ad Arcade, dove pare fosse già pronto un piano per l'accesso contato nella piazza storica del Panevin di Marca, o come a Soller di Fontanelle, dove anche oggi gli organizzatori stanno tirando per la giacca il sindaco Ezio Dan affinché faccia una deroga per la catasta che veniva accesa per prima in tutta la provincia. Ecco perché tutti vedono il sindaco di Chiarano un po' come un eroe del Panevin e nella sua volontà la loro di purificare col fuoco atavico il contagio che ci circonda. Qualcuno pensa ad un'allegoria, in realtà c'è molto di psicologico nel concedere l'accensione. Ci sarà il controllo e si entrerà soltanto con il Green Pass rafforzato e comunque non pensiamo di superare le 150-180 persone. Dato tratto quindi, torcia accesa, e se mercoledì sera piove, tutto comunque non cancellato ma solo rimandato. Casomai vediamo di organizzarlo all'Ottavario. Ci sarebbe una ricorrenza successiva postuma alla giornata tradizionale del Panevin. Dalle tradizioni che resistono nei territori al tema delle fusioni dei territori, dopo l'esperienza positiva di Pieve del Grappa, un altro progetto si starebbe concretizzando nel quartier del Piave. Il sasso sullo stagno l'ha lanciato durante l'ultimo consiglio comunale di Pieve di Soligo il sindaco Stefano Soldan e l'ha fatto al punto rinnovo delle convenzioni con il comune di Refrontolo. Nel dibattito è poi emersa la discussione su cosa immaginiamo per il futuro delle nostre amministrazioni e ho pensato insieme alla maggioranza del nostro gruppo di chiedere un incontro al sindaco e all'amministrazione di Refrontolo per poter parlare della fusione tra i due enti. Un percorso complesso e impegnativo ma che crediamo sia corretto affrontare. Di fatto Pieve e Refrontolo sono fidanzati da 10 anni, condividendo praticamente tutte le funzioni comunali, dalla polizia municipale alla ragioneria. Poi ci sono gli innumerevoli vantaggi di una fusione, ad iniziare dalle agevolazioni promosse dalla Regione con le tasse che rimarrebbero per diversi anni a disposizione del comune. Un progetto che porterebbe il nuovo territorio ad avere, con circa 13.000 abitanti, maggior peso verso le altre istituzioni, oltre che a razionalizzare ulteriormente la macchina amministrativa.
E poi non sarebbe che il primo passo di un sogno possibile. Il sogno nel cassetto è quello di immaginare da qui al futuro un comune del quartier del Piave che possa in termini numerici ma in termini anche di pensiero rappresentare questa magnifica area al centro del territorio UNESCO. Un'amministrazione unica per il quartier del Piave che per popolazione diventerebbe la seconda in provincia con indubbi benefici per i cittadini. Al momento però sono state tiepide le reazioni dei sindaci sia di Refrontolo che da Far, Sernaglia e Vidor, convinti che al massimo si possano condividere singole competenze come polizia locale o urbanistica, ma che difficilmente si possa pensare ad un unico municipio di quella che qualcuno comunque ha già chiamato Proseccopoli. Adesso le notizie dal Bellunese. Partiamo dal Covid che ha inciso molto sui costi delle aziende sanitarie e non fa eccezione l'ULSS 1 Dolomiti. Le stime previsionali per il 2022 indicano una perdita prospettica pari a 74 milioni di euro. La pandemia ha inciso sui bilanci delle aziende sanitarie e la tendenza si conferma anche per il 2022. Sono definiti costi emergenti, spiega la direttrice generale dell'azienda ULSS Dolomiti, perché il Covid ha imposto nuovi sistemi diagnostici per i laboratori, per i tamponi e i vaccini, per il personale assunto in maniera straordinaria. Ma c'è anche un'altra voce importante nel capitolo dei costi. È legato al rincaro dell'energia elettrica, riscaldamento, così come avviene un po' nelle nostre per le altre attività produttive e anche nelle nostre case. Questi sono costi che indubbiamente sono in qualche modo correlati alla situazione particolare che stiamo vivendo. Nel bilancio previsionale 2022 una perdita stimata in 74 milioni di euro a fronte di 19 milioni nel 2021 per la sola gestione della pandemia. Tuttavia l'ULSS 1 è un'azienda sana e solida che sta investendo per garantire al territorio migliori strutture e servizi. È importante per un'azienda sanitaria territoriale come questa non ridurre gli investimenti, perché gli investimenti sono fondamentali sia per i servizi che noi eroghiamo, sia per mantenere queste strutture a un livello adeguato. Nel corso dell'anno saranno fatte opportune valutazioni, ci sarà un monitoraggio della situazione volto a non intaccare l'offerta all'utenza. Sul fronte epidemiologico l'anno nuovo conferma la tendenza del rialzo del numero di contagi, stamattina più di 370 nuovi positivi. I casi sintomatici sono curati a domicilio grazie ai medici di base e ai medici delle USCA, sotto controllo i ricoveri ospedalieri. Noi stiamo registrando un aumento modesto rispetto ad altre realtà dei ricoveri ospedalieri. Stamattina siamo a 7 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 38 nelle aree non critiche e 11 negli ospedali di comunità. Intanto 2 monaci, un uomo e una donna, operativi nella piccola parrocchia di Rocca Pietore, sono risultati positivi al Covid. Il religioso è ritirato nella sua abitazione mentre la suora è in gravi condizioni all'ospedale di Feltre. Entrambi risultano non vaccinati. Ieri a celebrare la messa nella comunità si è recato il vescovo di Belluno, Monsignor Renato Marangoni. Sempre di ieri la tragedia che ha colpito Domegge di Cadore, la morte improvvisa dell'ex sindaco Franco Brunello. Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 1° maggio. Tragedia accaduta mentre Brunello con la moglie e alcuni amici stava percorrendo un sentiero sotto la cima del Monte Tranego nella zona di Pozzale di Cadore. L'uomo è stato colpito da un malore e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione messi in atto per salvargli la vita. All'arrivo dell'equipaggio dell'elicottero Franco Brunello era già morto per arresto cardiocircolatorio. Molto noto in Cadore, oltre che per il suo impegno amministrativo, anche per la sua attività di imprenditore. Era membro di Certottica e fondatore della società che ha gestito il Caffè Tiziano e poi il Bar Bianco. Dal prossimo anno scolastico le ragazze che si iscriveranno all'Istituto Agrario di Feltre per la prima volta potranno accedere alla ospitalità del convitto. Superata dunque la discriminazione di genere che le vedeva escluse dal servizio grazie all'interessamento della consigliera di parità che si è attivata con il dirigente scolastico e anche la provincia.
Io l'input l'ho ricevuto da alcune mamme che hanno scritto una lettera coinvolgendomi e chiedendomi di intervenire per la risoluzione di questo progetto. Era da almeno una decina d'anni che si attendeva un cambio di passo e finalmente dal prossimo anno le ragazze che desiderano frequentare l'Istituto Agrario di Feltre avranno il loro convitto senza dover più provvedere in proprio con aggravio di costi a carico delle famiglie. È una questione che è stata aperta ancora una decina d'anni fa, che poi si è protratta nel tempo e per varie difficoltà non ha trovato soluzione e addirittura era stata sottoposta alla consigliera di parità nazionale. Una situazione di discriminazione indiretta di genere che fino ad oggi ha favorito i ragazzi rispetto alle ragazze. C'è stato un lungo e proficuo lavoro mosso dalla volontà di superare il problema anche attraverso un cambio culturale. La provincia ha chiuso un accordo con la curia vescovile che ha messo a disposizione circa 25 posti al seminario, un'operazione che complessivamente costerà poco meno di 100.000 euro, compresi affitto e arredi. Ora diamo la possibilità di dare un servizio a 360 gradi, perché il convitto non è solo un luogo dove si dorme, ma è un luogo dove si cresce, dove si vive insieme, dove si impara a rispettarsi. È una crescita. Resta da organizzare il servizio di trasporto da e per il Della Lucia, sul quale la provincia sta investendo per garantire all'istituto un futuro nuovo. Abbiamo deciso di condividerli con i fondi dei comuni confinanti che ci mettono 4 milioni di euro oltre 1,2 milioni nostro per l'azienda agricola, in più 3 milioni della provincia per la palestra e dei laboratori vari. Penso che questo sia un segno di grande attenzione verso, ripeto, una scuola che per noi è un punto di riferimento strategico e soprattutto anche nei numeri, a numeri estremamente importanti. In chiusura, come sempre, la nostra rubrica Il tuo presepe. Vi faccio vedere velocemente il numero di WhatsApp per inviarci i vostri video, 351 175 5340. Vi raccomando, come sempre, la durata di almeno 20 secondi e soprattutto che siano in orizzontale. Poi se volete anche descrivere il vostro presepe o salutare e fare gli auguri potete farlo. Allora, questa sera vediamo le creazioni di Armando e Nicola da Lovadina di Spresiano, Chiara e Giada Cecchinato di Mogliano Veneto, Claudio Carlesso di Castelfranco, Cristiano Martignago da Monfumo e infine Daniela, Rita, Giulia, Francesco e Federico da Codognè. Con queste immagini ci salutiamo e vi lascio al meteo. Arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.
Benvenuti al Meteo. Graduale indebolimento dell'anticiclone che permette così il transito di una perturbazione. Sarà mercoledì il giorno più instabile, ma già martedì avremo qualche avvisaglia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica del 4 gennaio mostra un cielo decisamente coperto e nuvoloso, nebbie anche fitte sulle pianure e nelle valli alpine. Al mattino probabilità bassa di locali piovaschi, ma dal pomeriggio e soprattutto durante la sera e poi nella notte sarà possibile qualche occasionale pioggia sparsa. Temperature stazionarie sempre sopra la media del periodo, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime comprese invece tra i 6 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui la giornata sarà piuttosto uggiosa, con tempo però molto variabile e con qualche precipitazione discontinua. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 7 e 11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà generalmente asciutto, tuttavia il cielo sarà grigio con qualche schiarita più soleggiata nel pomeriggio. Temperature minime intorno allo 0, massime infine sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.